la vicepresidente del Parlamento europeo, adesso. come dal suo punto di vista si sta muovendo la Premier Meloni in questi suoi primi, importantissimi però, passi nei consessi internazionali. Il primo è stato Bruxelles, poi Sharm el Sheikh e adesso, insomma, tra pochi minuti incontrerà Biden per un bilaterale. Beh, direi bene, cioè, io do un giudizio molto positivo, vediamo un Presidente del Consiglio dinamica, giovane, bello anche l'idea che abbia portato la figlia a Bali, è veramente un bel segnale, questo sì, e poi mi sembra che non sia per niente isolata come qualcuno vuol far credere. È chiaro che dobbiamo abbassare i toni, lo dico a tutti, soprattutto a chi magari si vuol vantare di cose di cui non c'è proprio nulla da vantarsi, ma che però sono cose da fare. Penso alla questione dei migranti, del rapporto con le ONG e con quant'altro, con tutti quelli che lucrano sul traffico di persone, perché il tema è un tema davvero molto molto delicato. È evidente che noi dobbiamo salvare le persone in mare, ma dobbiamo dare anche dei segnali certi alla comunità internazionale, che non vuol dire soltanto alla Germania e alla Francia, ma anche a tutti i paesi africani. Cioè, se noi oggi pensiamo di fare una politica isolata, ci sbagliamo. L'Italia però ha fatto bene a porre il problema e diciamo che le nostre sono frontiere europee, dobbiamo intervenire in Africa. Io suggerisco degli investimenti per fare scuole, per fare centri di formazione che vengano gestiti dalle nostre associazioni di categoria probabilmente, in cambio di accordi multilaterali con i paesi d'origine, in maniera tale che l'unico cambio che chiediamo a questi investimenti, a questa anche istruzione del loro personale in termini tecnici, per cui di avanzamento sociale ed economico dei loro paesi, chiediamo soltanto che accettino le persone che poi noi faremo arrivare in Italia con visti regolari, ma faremo tornare indietro chi non si comporta bene in questo paese, perché quando uno viene qui per spacciare o per fare altro, a quel punto è giusto che quel paese che ha beneficiato di questi importanti investimenti si riprenda quel cittadino che per noi è sgradito. Brugnaro, sindaco, il Veneto più o meno ha un PIL più grande di quei 3 paesi, diciamo, con cui l'Italia ha fatto questa nota congiunta, Malta, Cipro e Grecia messi insieme. No, questo solo per ricordare che è un asse, secondo molti analisti, cioè che ci porta in una posizione di svantaggio rispetto all'asse franco-tedesco, che peraltro è stato rinsaldato da... Ma scusate... Ma scusate, quando andiamo in Europa noi dovremmo imparare a fare anche i nostri interessi una volta tanto. Cioè, sembrava di sentire un parlamentare francese adesso parlare, questa è parlamentare italiana al Parlamento europeo. Cioè, domando, ma quando noi andiamo all'estero, no? Cioè, io tifo una squadra italiana, tifo sempre Italia, cioè è incredibile, ma ci facciamo la concorrenza da soli in Italia. È chiaro che si sono alzati i toni ed è sbagliato, io almeno la penso così. È chiaro che a qualcuno è uscita la frizione, è vero, e anch'io mi associo, meno male che Mattarella c'è, mi associo anch'io. Detto questo, adesso siamo in spogliatoio, diciamocelo, però quando andremo poi a fare le trattative con gli altri paesi non ci stanno trattando bene, è bene che vengano poste le questioni, poi ci sarà qualcuno che media, che capite, dai, ciao ragazzi, no, dai, non possiamo continuare ad andare in giro in Parlamento europeo pagati dagli italiani. Posso finire, almeno finisco una Brugnaro, cosa, e poi Picerno voleva chiedere una cosa. Per andare, perfetto, siete pagati per andare al Parlamento europeo e sembra che quasi fate gli interessi francesi. Cosa avete paura? State tranquilli, i francesi sono amici nostri da sempre, non spaccheremo mai con i francesi, sono nostri fratelli, con i francesi, con i tedeschi. Il punto è che dobbiamo anche farci semplicemente sentire. Se qualcuno ha avuto dei toni un po' troppo alti, io condivido su questo, non è facile dirlo, è evidente, però fa anche gioco, e poi ci sarà qualcuno che fa la mediazione, ci sarà Giorgia Meloni, che è secondo me molto più moderata, e farà la mediazione. E ha ragione anche il Presidente del Senato a dire ha semplicemente detto che il Parlamento in Italia è sovrano, lo dice la Costituzione, l'ha detto sempre anche il Presidente Mattarella. Dai ragazzi, cerchiamo di non fare opposizione sempre su niente. Ci sono dei temi che non sono mai stati affrontati perché facciamo il buonismo, e queste robe qua vanno affrontate. Ieri è uscito il rapporto annuale sull'economia, giusto appunto, dell'immigrazione della Fondazione Messa, e tra molti dati, diciamo, interessanti ne emergono un paio di cui vorrei poi sentire anche la vostra opinione. Intanto gli immigrati producono oltre il 9% del PIL nazionale, ma soprattutto emerge da questo rapporto annuale uscito ieri il saldo fiscale è largamente positivo, cioè a fronte
dei costi, in generale il welfare, pagano in tasse, contributi e consumi molto di più. Quindi teniamo insieme i due ragionamenti perché non sono scollegati del tutto, ma facciamolo, diciamo, incardinandoli nei giusti binari. Prego, Sindaco. Allora, cominciamo col dire che a noi dell'immigrazione ne abbiamo bisogno. Certamente è un discorso economico, ho solo detto, io non volevo offendere nessuno e non è vero che non si è capito quello che lei dice. Stavo soltanto ricordandole che i 209 miliardi intanto non sono ancora arrivati, ma saranno debito, per la stragrande maggioranza sarà debito. Io dico giustissimo, ha ragione lei che è meglio non alzare i toni in Europa, sto seguendo il discorso, ma volevo dirle anche che la ricaduta degli immigrati, non solo quelli che arrivano con le barche da soli, ma anche via terra, eccetera, eccetera, non può passare all'Europa, che questo è un problema chiuso, perché è un problema aperto la gestione dell'immigrazione, che non vuol dire porte chiuse in assoluto. Questo concordo con lei che l'immigrazione è un fattore economico e come, ne abbiamo bisogno, altro che. Dobbiamo fare degli accordi internazionali e pesare in Europa perché l'Italia può diventare uno dei primi stati per, diciamo, capacità di integrazione reale, perché guardi che la Francia non ha niente da insegnarci come integrazione, perché guardate cosa succede a Parigi, guardate cosa succede in Francia, allora hanno dei problemi enormi. La Francia ha risposto così e voi avete ragione che noi abbiamo sbagliato ad alzare i toni, io l'ho detto già prima, sono d'accordo, però la realtà è che noi dobbiamo porre le idee dell'integrazione. Se una persona non si comporta bene a fronte di un piano Marshall, come diceva Tajani, ma potete chiamarlo come volete, in Africa, ci consentirà di poter selezionare la classe lavoratrice e poi dirigente probabilmente del futuro del paese tra quegli immigrati che hanno voglia di lavorare e quelli che vengono per delinquere. Non c'entra soltanto la criminalità organizzata, questa è una questione di povertà, per cui ha ragione, due volte lo dico che è una questione economica, ma è vero che l'immigrazione è una questione importante, non sono qualche migliaia di persone, è la tenuta del nostro Stato sociale di diritto che fa sì che il Paese possa dare l'esempio. Mi ricorda le parole di Minniti, la tenuta Francia democratica, quando era ministro dell'interno e ci fu il contestatissimo insomma, codice contro le ONG e come Meloni. No, io penso alla scienza. Io penso che noi abbiamo un problema nazionale di diventare per un'emergenza nazionale, dobbiamo tirare su le risorse per salvare il Paese. Il Paese è davvero in grande difficoltà se non troviamo una soluzione. Per cui per quanto riguarda il Polesine, parlo specificatamente di un'area che ha delle grosse perplessità tecniche, dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando e io non sono competente oggi per dire questo, ma non è un no pregiudiziale assolutamente, cioè credo invece che dobbiamo proporci per credere nella scienza e nella tecnica. Io alla scienza e alla tecnica ho sempre creduto, sapendo anche che si possono fare degli errori, in questo caso credo non si faranno, saremo molto attenti, molto prudenti e cercheremo di dare una mano al Paese per quello che è possibile, insomma. No a un no pregiudiziale. Allora devo andare in pubblicità perché poi dobbiamo andare in diretta da